Far rivivere il centro storico, ripopolarlo e tramandarlo così alle future generazioni. Questo è l'obiettivo della Giunta Giambrone, che ha adottato un notevole incentivo per rivitalizzare il centro storico di Cammarata, ovvero case a costo zero con il vincolo della ristrutturazione. Noi abbiamo puntato sul centro storico per rivitalizzarlo, per far sì che la gente possa ritrovarsi nel calore del centro storico. Il centro storico di per sé già porta calore, il centro storico non può essere abbandonato, è la nostra storia e noi abbiamo pensato di invitare tutti i cittadini, inizialmente a livello anche dei manifesti che abbiamo fatto, successivamente saremmo costretti anche a fare ordinanze per far sì che le case disabitate o diroccate vengono tutte ristrutturate per far sì che Cammarata possa restare quel presepe che tutti ammirano e tutti conoscono. E Cammarata riavrà presto la sua piscina comunale, una delle poche a riaprire i battenti. In provincia di Agrigento era rimasta aperta e fruibile al pubblico solo quella di Canicattì, ancora chiuse quelle di Agrigento, Favara, Aragona e Licata. Con la piscina comunale già siamo pronti, noi faremo la consegna ora il giorno 4, dopo aver completato tutto l'iter amministrativo siamo pronti già per partire. C'è grande attesa, grande speranza da parte delle comunità vicine, non solo quelle di Cammarata e San Giovanni. Noi abbiamo intendimento di farla funzionare, è una ricchezza per il territorio, stiamo scommettendo nonostante le difficoltà finanziarie in cui versano tutti i comuni.